Euroregione.news. Friuli Storia. Il premio Friuli Storia taglia il traguardo dei 10 anni dalla sua nascita e annuncia i finalisti 2023, selezionati fra 93 opere attraverso il lavoro della giuria scientifica. I volumi della terzina finalista saranno ora al centro delle valutazioni di una straordinaria giuria popolare di ben 500 lettori e lettrici di tutta Italia. Erano 100 nel 2014, di cui il 15% di studenti dall'Università di Udine che riceveranno i libri in lettura grazie al contributo del Rotary Club, il 36% formata da lettori storici che hanno partecipato alle edizioni precedenti del premio, il 17% di lettori segnalati da altri lettori, il 31% di lettori segnalati dalle biblioteche del Friuli Venezia Giulia, il 42% della giuria è formata da lettrici. Dati resi noti durante la conferenza di presentazione della terna finalista a Palazzo Florio a Udine. È stato lo stesso professor Tommaso Piffer della direzione scientifica del premio ad elencare gli autori e le motivazioni delle scelte. Il primo finalista della 10ª edizione del Premio Friuli Storia è Vittorio Cocco con il volume In generale dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia. E vi do lettura della motivazione della giuria scientifica. Attraverso questa solida e documentata bibliografia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vittorio Cocco offre al lettore il ritratto di uno degli uomini simbolo dell'Italia repubblicana. Intrecciando abilmente la vicenda personale del generale con la storia d'Italia, l'autore affronta senza pregiudizi il difficile nodo del rapporto tra tutela della sicurezza e rispetto dello Stato di diritto, presentando un'accurata ricostruzione di come il Paese abbia saputo reagire alle sfide lanciate dal terrorismo prima e dalla mafia poi. Il secondo finalista della 10ª edizione del Premio Friuli Storia è Thomas Hitler con Il governo del cielo, storia globale dei bombardamenti aerei. In un volume di drammatica attualità, Thomas Hitler racconta la storia dei bombardamenti aerei dai suoi orgori all'inizio del secolo scorso fino ai nostri giorni. Muovendosi agilmente tra storia militare e storia politica, l'autore ricostruisce il rapporto tra gli sviluppi della tecnica militare e l'evoluzione di questioni cruciali quali il rapporto tra nazione, popolo e cittadini. Il terzo finalista della 10ª edizione del Premio Friuli Storia è Andrea Riccardi con La guerra del silenzio, Pio XII, il nazismo, gli ebrei. Andrea Riccardi affronta una delle questioni più dibattute della storia contemporanea, quella del rapporto tra Pio XII, il nazismo e l'Olocausto. Il merito del volume non è solo quello di offrire una ricostruzione equilibrata e scevra da condizionamenti ideologici, ma soprattutto di inquadrare la storia di un papa controverso come Pio XII all'interno di quella della comunità ecclesiale e nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale. La consegna del premio Friuli è stata fissata per il 28 settembre. Alla conferenza è intervenuto il prorettore dell'Università di Udine, professor Andrea Cafarelli, che ha parlato di premio prestigioso ed unico in Italia ad affidare l'individuazione del vincitore ad una giuria di lettori e lettrici. La partecipazione trasversale degli studenti universitari, ha aggiunto Cafarelli, testimonia che la storia non viene solamente letta dagli storici quando correggono le loro ricerche. L'assessore comunale di Udine, Federico Pirone, ha detto che il premio Friuli Storia rappresenta un modello di rapporto virtuoso tra pubblico e scuola, e sull'importanza della storia l'assessore ha sottolineato che il suo studio viene ampiamente giustificato dagli interrogativi che ci pone il presente. Sul contributo importante all'arricchimento del patrimonio culturale della regione, riuscendo a coinvolgere pubblico e biblioteche, si è espresso in una nota di saluto e di plauso il vicepresidente della giunta regionale Mario Anzil. Lo studio della storia come elemento imprescindibile per la lettura del presente è un principio che ha convinto la Fondazione Friuli a sostenere fin dall'inizio questo premio, parole queste del presidente della fondazione Giuseppe Morandini, che si è dichiarato anche doppiamente soddisfatto per l'istituzione in parallelo al premio Friuli Storia del riconoscimento Friuli Storia per le scuole medie voluto dalla fondazione e che dopo la fase sperimentale diventa strutturale. Il premio dedicato alle scuole secondarie di primo grado rappresenta la primavera del premio Friuli Storia. In questi 10 anni il premio Friuli Storia, ha detto il professor Piffer, ha anche sviluppato una visione integrata della storia, producendo 3 livelli di azione: il primo orientato alla ricerca scientifica con un importante forum dedicato alle terre di confine, dalla guerra fredda ai conflitti del nostro tempo, che diventerà appuntamento annuale; il secondo livello diretto alla promozione culturale e turistica del territorio con i progetti Frontiera Est e Viaggiatori nel Tempo, e un terzo livello dedicato agli appuntamenti con la storia nel mese di ottobre, 6 incontri in 6 centri del Friuli Venezia Giulia per portare la grande storia sul territorio.